Strumenti restituiti ai bambini, non di un asilo come vi avevo detto in uscita prima, ma del reparto di pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Ne avevano fatto razzia i ladri, ma sono ricomparsi. Non è tanto per il valore in sé quanto per l'aspetto, diciamo, di principio, insomma, perché toglierci gli strumenti per poter aiutare i bambini, insomma, lo ritengo una cosa abbastanza vile. Purtroppo è successo che questo materiale non è più ritornato e quindi così in qualche modo abbiamo dovuto denunciare l'accaduto. Le parole di Franco Dellanna dell'associazione La Musica di Angela avevano indignato tutti. Succede quando dei ladri arrivano a far sparire gli strumenti musicali del progetto di musicoterapia per bambini ricoverati nella pediatria dell'ospedale Cafoncello. Una rabbia che ha però attivato in queste settimane una vera e propria catena di solidarietà. Tra le iniziative quelle dei piccoli del centro infanzia Re Sole di Marcon, che insieme ad altri amici, tra cui la forte partecipazione di S Music, storico negozio di strumenti musicali di Montebelluna, hanno raccolto vari strumenti musicali nuovi. Stamane la consegna direttamente al reparto pediatrico a Franco e Barbara Dellanna. Non possiamo fare altro che ringraziare per questa splendida donazione e quindi diciamo che questo fatto negativo in qualche modo ci ha portato tanto affetto e tanta solidarietà da parte di chi crede nel nostro progetto e quindi non può che renderci soddisfazione. Something to concentrate on. Restituiti quindi, ma ahimè non dai ladri, restituiti da gente di buon cuore. E invece parliamo delle 13esime e come verranno spese a Natale. Natale più ricco a Padova quest'anno, a dirlo i numeri dell'Osservatorio Provinciale di Confesercenti, che, secondo i dati raccolti, prevede l'arrivo nelle tasche dei padovani di 650 milioni di euro di tredicesime, 10 milioni in più rispetto al 2018. Come saranno spesi questi soldi? Secondo l'osservatorio, una parte consistente, pari a 306 milioni di euro, sarà destinata al risparmio e al saldo di conti lasciati in sospeso. Verranno destinate minori risorse per i regali da mettere sotto l'albero di Natale e le spese dedicate alla casa. Secondo le stime, 16 milioni in meno rispetto al 2018. Il Natale 2019 vedrà anche un incremento delle spese per viaggi, vacanze e tempo libero. I padovani, infatti, spenderanno 14 milioni di euro in più rispetto all'anno scorso. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata, ricordandovi però anche il maltempo, perché da domani si rischia l'arrivo della neve, ma attenzione soprattutto al ghiaccio. Arrivederci.